Buongiorno, bentornati, siamo qui in diretta con voi in edizione straordinaria per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito la conferenza stampa di Luca Zaia, Presidente della Regione, molti temi importanti trattati da Zaia come tutti i giorni, poi ha parlato anche l'assessore Manuela Lanzarin delle case di riposo, della parte riguardante la sanità più in particolare. Lo risentiremo poi nel pomeriggio ciò che ha detto Zaia. Adesso, come voi sapete, in questa fase della nostra diretta noi andiamo a interagire con sindaci, assessori regionali, istituzioni, persone informate su quello che succede in Veneto in questo periodo e parliamo con loro della situazione cercando di capire dal loro punto di vista, dal loro osservatorio privilegiato di amministratori, di associazioni di categoria, di enti, cosa sta accadendo nella nostra regione. Abbiamo in collegamento proprio qui ora il sindaco di Nove, Raffaella Campagnolo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora Sindaco, intanto grazie davvero per essere qui con noi. Quello che chiediamo ai nostri primi cittadini in questo momento è quali sono le cose che vi chiedono i cittadini? Voi siete il collo di bottiglia fra l'emergenza e le istituzioni, la Regione, lo Stato. Quali sono le istanze che vi arrivano dal territorio in questo periodo? Di ogni tipo, di ogni genere, le più creative. Giustamente ciascuno ha la necessità di capire come si applicano le norme nel specifico caso che stanno vivendo e quindi le richieste arrivano da come posso spostarmi, sì, no, casi particolari, relazioni con altre persone, piuttosto che utilizzo o meno di servizi, rientro dall'estero e qualsiasi altro tipo di indicazione, perché la nostra quotidianità è stata stravolta e quindi giustamente io li ringrazio, si rivolgono prima di prendere delle decisioni. Questo fa loro onore, hanno la voglia di rispettare le regole, di comprenderle, quindi dalle attività produttive ai singoli cittadini le domande che arrivano sono tante e li ringrazio anche per la correttezza che hanno nel porle. Ecco, questa poi è una seconda domanda che volevo farle sulla correttezza non delle domande ma nel rispetto di quelle che sono le regole di questo periodo. I vostri cittadini si comportano bene, sono bravi? Io non posso lamentarmi rispetto a Nove, c'è stato un periodo iniziale un po' difficile, ma l'ordinanza dei 200 metri del governatore Zaia ha dato luce e chiarezza e ho visto proprio un passaggio, un cambio di atteggiamento da parte delle persone che prima magari si muovevano di più a piedi, soprattutto lungo l'argine del Brenta, e poi hanno iniziato a rispettare. Ovviamente delle eccezioni ci sono sempre. L'altro tema caldo a Nove è l'ecocentro e quindi il rispetto delle regole nel conferimento della differenziata. Qui dobbiamo ancora capirci un po'. Io ho provato settimana scorsa a fare un video, sabato tutto è filato liscio, passato qualche giorno, già mercoledì, quindi ieri, le cose hanno cominciato ad essere un po' più difficili da digerire, perché giustamente l'ecocentro è aperto, la gente va pensando di poter conferire tutto, ma noi lo teniamo aperto solo per quelle frazioni che altrove hanno il porta a porta e quindi poi ci dobbiamo così confrontare con chi arriva con dei rifiuti che non possono essere conferiti. Proprio oggi è arrivata una lettera del prefetto che chiarisce questo aspetto, se necessitava di essere chiarito, ma insomma era lampante per tutti, e quindi mi auguro che anche rispetto a questa particolare restrizione e quindi il fatto di poter conferire solo vetro, carta, plastica, lattine, i cittadini lo capiscano e comincino a rispettarlo. Capisco. Ecco, questa è una cosa che riguarda, diciamo, un po' tutta la popolazione, ma ci sono delle fasce della popolazione che sono un po' più deboli in questo momento, che sono un po' più esposte, soprattutto gli anziani, le persone magari che hanno dei problemi, e sappiamo che tutti i comuni si sono attivati per andare incontro alle esigenze di queste persone. Voi cosa avete fatto, ad esempio? Allora, con la protezione civile, ma con un numero che sta crescendo di volontari, ci siamo attivati per i servizi a domicilio. Per servizi a domicilio non intendo solo la consegna della spesa, ma la consegna di qualsiasi tipo di bene di prima necessità o di aiuto a chi non può muoversi perché in quarantena piuttosto che perché in isolamento volontario, ecco, a seconda dei vari casi,
oppure per scelta, perché magari in una condizione di fragilità sceglie appunto di non muoversi per precauzione. Abbiamo un numero che può essere contattato in qualsiasi momento, è un cellulare. Le persone si sono rivolte per chiedere qualsiasi tipo di chiarimento piuttosto che di aiuto e sono contenta di questo. La Protezione Civile sta coordinando anche una serie di volontari civici. Inizialmente eravamo partiti da una quindicina, ad oggi si sono aggiunti una ventina di giovani under 30 che saranno i primi che attiviamo laddove le richieste siano importanti. Li incontro proprio stasera in via virtuale su Zoom per riuscire a, come dire, coinvolgerli, renderli parte di questa situazione che, se da un lato sta limitando le relazioni interpersonali, dall'altra sta creando delle nuove opportunità. E avere ragazzi under 30 che dicono ci sono, alzo la mano, di qualsiasi cosa abbiate bisogno, ecco, metto a disposizione il mio tempo, dal mio punto di vista è il segnale di una comunità che sta partecipando in modo attivo, che capisce la situazione e che si sta adeguando e partecipa, ecco, a modo suo per riuscire a superare questa fase che non è semplice ma che può aiutarci a crescere. Ecco, parlavamo, questo riguardava il tessuto sociale soprattutto e civico di Nove in particolare, ma possiamo dire sicuramente di gran parte delle piccole località del Veneto, ma il tessuto produttivo invece come sta vivendo questo periodo? Bella domanda, impegnativa. Sappiamo che l'economia è un tema caldo, sicuramente secondario a quello della salute, però primario per quanto riguarda il welfare di tutta la nostra società. Allora, a Nove in particolare, insomma, il tessuto, quello ceramico, ovviamente è in difficoltà. Vi dico la verità, anche da questo punto di vista, la dignità e il rispetto delle norme da parte dei cittadini, anche degli imprenditori, di tutto il mondo produttivo, dal mio punto di vista è da elogiare. Non sto sentendo vittimismi, non sto sentendo così questa voglia di ribellione. Certamente la situazione è difficile, la richiesta di poter andare loro incontro con tutti i mezzi che sono possibili a livello locale e a livello invece sì più alto ci sono e li comprendo. Stiamo cercando anche come sindaci di capire che cosa ai comuni viene in aiuto, perché insomma non è semplice da una parte poter aiutare i cittadini e dall'altra trovarsi con delle scadenze che sono prorogate, ma di fatto con un flussi di cassa che non ci sono più, e garantire in questo modo un bilancio, capite che insomma è difficile. Sì, capiamo benissimo, è un po' il problema che ci hanno segnalato anche le associazioni di categoria con cui parliamo quotidianamente, il problema proprio delle aziende in questo momento è questo. Allora io approfitto che abbiamo il sindaco di Nove qui con noi, abbiamo Raffaella Campagnolo per i telespettatori che si fossero messi ora davanti alla TV e chiediamo a lei un breve appello, un appello, perché sta arrivando Pasqua. Pasquetta, è un periodo stupendo dal punto di vista proprio della stagione che insomma è scoppiata la primavera, la voglia di uscire e soprattutto in luoghi anche come Nove pieni di spazi aperti, di luoghi in cui si può fare magari un picnic, una passeggiata, ma non bisogna cedere alla tentazione, è vero? Assolutamente no, è importante che rispettiamo quelli che sono i limiti che ci staranno anche stretti, ma ci stanno aiutando a superare questa fase. Per cui anche se c'è bel tempo, Pasqua, Pasquetta sono giornate nelle quali rimanere a casa è fondamentale. Io vi prometto che ci sarà la polizia locale, nonché la protezione civile, a monitorare i luoghi, quelli più attrattivi, in maniera da disincentivare chiunque avesse voglia di fare un giro. Lo dico sorridendo, non tanto per ironia, quanto per dire mettiamocela tutta, noi da parte nostra monitoriamo, ma sta a ciascuno di noi la scelta responsabile di rimanere a casa. Certo, certo, certo. Allora, ringraziamo il sindaco di Nove, Raffaella Campagnolo, per essere stata con noi e anche per questo appello che era molto importante. Sindaco, ci rivedremo qui, naturalmente su Rete Veneta, sul canale 18, in collegamento con lei, perché andiamo a sentire tutti i nostri sindaci, a sentire qual è la situazione, il polso della situazione, e ci rivedremo a Nove, che è città della ceramica, quindi insomma ha sempre un motivo in più per essere visitata
quando tutto questo sarà finito. Certo, io sto tentando di mantenere in piedi un'organizzazione di un evento importante che è quello della Festa della Ceramica ad inizio settembre. Chiaramente se non si potrà fare per norme sopravvenute non lo faremo, ma siamo pronti a proporre qualsiasi cosa sia possibile fare per riportare le persone a vivere una normalità, una possibilità di incontro, di relazione per riavviare l'economia. Per cui se possibile il secondo weekend di settembre noi saremo pronti a fare festa e a promuovere la nostra ceramica al nostro territorio. E noi siamo certi che se si potrà fare sarà un evento bellissimo come sempre naturalmente. Ringraziamo Raffaella Campagnolo, sindaco di Nove, grazie ancora per essere stata con noi, ci risentiamo brevissimo. Buon pomeriggio, grazie. Torniamo in studio, avete sentito, questa era la situazione che Nove, il comune di Nove, parliamo di un comune come moltissimi altri in Veneto, quindi di dimensioni ridotte, con un tessuto sociale molto, molto forte, sta vivendo in questo periodo. Abbiamo sentito tantissimi i volontari che si spendono quotidianamente per aiutare le fasce deboli della popolazione, dei sindaci che lavorano H24 praticamente per andare incontro a tutte le necessità dei loro cittadini, ma questo è quello che dà più forza a tutti noi che lo raccontiamo e immaginiamo a voi che lo vedete sempre con il sorriso sul viso, sempre con la volontà di fare meglio, di crescere, di non lasciarsi andare all'ansia in un periodo che insomma non è facile per nessuno, periodo che noi di Rete Veneta vi aiutiamo magari a superare con qualche proposta, perché alle 16 ci sarà la TV dei piccoli, naturalmente con tutte le cose che possono fare i più piccoli e che hanno già fatto in questo periodo. Poi andiamo a vedere l'ora e mezza addirittura di mantenimento fisico, quindi si parte col Pilates, poi si va avanti con la ginnastica dolce, il Tai Chi, la Zumba, tutti esercizi che chiunque può fare comodamente dal proprio salotto senza rischiare di farsi male, magari facendo un po' di fatica perché bisogna farla, altrimenti che mantenimento fisico sarebbe. Poi vi portiamo fino alle 18, c'è la messa in diretta dal Santo, una delle chiese più amate della cristianità, raggiunta ogni anno da milioni di pellegrini. Abbiamo l'onore e il privilegio di poter trasmettere la messa ogni giorno alle 18 in diretta dalla Basilica del Santo a Padova. Poi torniamo noi con l'informazione di Rete Veneta, andiamo avanti fino a sera e passiamo poi la palla, possiamo dire, al direttore Luigi Baccialli per il suo focus serale. Si parlerà ancora di coronavirus, di politica, del Veneto in generale, quindi state con noi, abbiamo molte cose da raccontarvi. Adesso, prima di andare a vedere un servizio, andiamo a rivedere insieme, chiedo a Fabio Verin che è in regia con noi di farci vedere i dati perché li riguardiamo ancora, perché fra poco cambieranno, fra 2 ore e mezza, 2 ore circa, prima di sera arriveranno i dati nuovi che saranno fondamentali per capire come sta evolvendo l'emergenza coronavirus in Veneto. E sono questi, sono stati confermati anche da Zaia poco fa, 12.933 le persone positive in Veneto in questo momento, 311 in più rispetto a ieri sera. Questo dato naturalmente si basa sulla grande quantità di tamponi che vengono fatti, ma soprattutto sulla maggior celerità nella consegna dei risultati. Quindi ci sono tanti positivi, sì, ma perché si fanno più tamponi? Infatti sono meno le persone in isolamento domiciliare, sono 18.553, erano 20.000, lo ricorderete, pochissimi giorni fa. Andiamo a vedere la seconda parte della tabella, che è fondamentale, importantissima, ed è quella che riguarda gli ospedali del Veneto. Andiamo sotto dove ci sono i dati, abbiamo 1.530 persone negli ospedali del Veneto ricoverate ma non gravi, sono le persone non in terapia intensiva, quindi magari nel reparto infettivi, non sono gravi, sono più 2 rispetto a ieri sera. Sono 274 le terapie intensive impegnate, ovvero meno 3 rispetto a ieri sera, e anche questo è un dato importante perché vuol dire che c'è ancora spazio di manovra per le terapie intensive del Veneto, che sono molte più di 274, quindi siamo circa un terzo della potenzialità del Veneto per quanto riguarda le terapie intensive. Abbiamo 1442 persone guarite, dimesse, e il numero si avvicina molto a quello dei pazienti e probabilmente questa sera sarà pari se non maggiore, e purtroppo abbiamo 680 decessi dall'inizio
dell'emergenza coronavirus che è iniziata il 21 febbraio scorso. Sono 5 le persone che hanno perso la vita nel corso della notte scorsa. Aspettiamo di vedere quelli che saranno i dati poi in arrivo questa sera per comprendere al meglio l'evoluzione del coronavirus in Veneto. Ritorniamo in studio e se abbiamo visto dei dati, vediamo adesso dei numeri, li vedete sopra nella parte alta del vostro televisore, e è l'IBAN dell'associazione Helios Onlus. È un gruppo di imprenditori che senza scopo di lucro si sono uniti per dotare la sanità, in questo caso della Pedemontana e San Bassiano, di apparecchiature sempre all'avanguardia, di strumentazioni in grado di consentire a medici, dottori, infermieri, operatori di combattere il coronavirus con le armi più forti che ci sono in circolazione. C'è l'IBAN, avete tutto il tempo di scrivervelo, lo lasciamo fuori per tutta la parte dell'informazione delle nostre dirette in edizione straordinaria. Ve lo facciamo vedere, lo trovate anche sui social di Rete Veneta, quindi sulla pagina Facebook, sulla pagina Telegram, sul gruppo Telegram di Rete Veneta, basta cercare Rete Veneta, accedere al gruppo, trovate tutti i dati, tutte le informazioni, gli IBAN, tutto quello che viene diffuso dalla regione, dalla provincia, da chiunque per informare i cittadini sull'emergenza coronavirus. Ora, prima di andare a vedere cosa ha detto il governatore Zaia nella conferenza stampa di oggi, vediamo un servizio della nostra redazione di Vicenza su un problema molto sentito, che è quello degli affitti per gli studenti, che nelle città universitarie del Veneto sono moltissimi. Studenti a casa ma affitti da pagare. Come risolvere questa situazione? Sono tanti i giovani vicentini, veneti, italiani che si stanno sacrificando e si stanno comportando in maniera diligente e responsabile in questi giorni difficili, in questa emergenza dura che ci sta colpendo. Quei giovani universitari che oggi continuano a pagare l'affitto di appartamenti che però non utilizzano più, costretti a rientrare a casa nel rispetto delle misure anti-Covid. È a loro che il consigliere Maltauro ha pensato quando ha deciso di prendere carta e penna e scrivere a Roma. È per questo che ho deciso di appellarmi direttamente al governo centrale, nella persona del ministro Gaetano Manfredi per l'università e per la ricerca, e di richiedere una riflessione seria e concreta sul cercare di dare un po' più di risposta a questi ragazzi che si trovano in difficoltà economica nel sostenere queste spese e che sarebbe ora di cominciare anche a sgravare. Quindi io, in rappresentanza ed in interesse di tutti i giovani vicentini e non vicentini universitari della nostra nazione, chiedo un intervento da parte del Ministro. Cambiamo decisamente argomento, anche se più in tema con questo periodo pasquale, perché sulla querelle pasticcerie aperte o pasticcerie chiuse, insomma, sono intervenuti in molti. Noi vediamo a Padova come sono riusciti a risolvere questo problema. Il decreto anti-Covid dell'11 marzo aveva creato preoccupazione tra i titolari delle pasticcerie, che molto spesso hanno anche un bar. Con la chiusura dei pubblici esercizi si era capito che le pasticcerie con il bar dovessero abbassare le serrande, ma le pasticcerie sono definite anche attività artigianali, con un codice diverso. E così, dopo aver chiesto a prefettura, sindaci e polizia locale, in provincia di Padova alcune hanno potuto riaprire. Siamo accorti che molte pasticcerie, la maggior parte forse anche le più storiche, avevano il doppio codice ateco, un codice ateco misto. Cosa vuol dire? Che c'era sia la produzione artigianale di dolci che la commercializzazione di prodotti dolciari già preconfezionati. Questo ha fatto sì che alcune pasticcerie potessero aprire. In pratica per queste è possibile vendere, ma solo prodotti preconfezionati come focacce, colombe e uova di Pasqua. Il bar però deve rimanere rigorosamente chiuso. Su un totale di 60 pasticcerie artigianali con laboratorio artigianale di Padova provincia, una decina potrà tenere aperto. Al momento tutte le altre pasticcerie che non rientrano in questa categoria non possono aprire, è escluso. Molti si sono attrezzati per le consegne a domicilio, un sistema che si sta sviluppando in pochi giorni e rappresenterà un'opportunità anche per il futuro. È ben chiaro ai commercianti che prima di tutto viene la salute, in attesa che si possa ripartire. Tutti i colleghi si sono subito messi in moto per le consegne a domicilio e questa secondo me è una cosa fantastica, perché i clienti che continuano a telefonare per avere la colomba di pasticceria non è che comprano una colomba qualsiasi, comprano un'emozione che solo una colomba di pasticceria può dare. La situazione delle pasticcerie, abbiamo visto, ha trovato una soluzione.
E andiamo, siamo in chiusura e vi ricordiamo poi ci sarà Zaia con le dichiarazioni di oggi che abbiamo già visto e che andiamo a risentire praticamente in integrale. Poi torniamo con tutti gli appuntamenti del pomeriggio di Rete Veneta e vi accompagniamo fino a stasera con la nostra informazione. State con noi.